diavolo succede? Dormono tutti in questo dannato posto! Benzina! Piantatela di farchiazzo e levatevi dai piedi, siamo occupati. È questione di minuti ormai. Papà, lascia stare, farai sparire tutto. Molto bene, dottore. Ci vediamo la settimana prossima. Buona fortuna. Sempre con le mani sul naso. Guarda che hai fatto. Non sono stato io, è stata già. Dio, presto, ce la perderemo. Oh, maledetta macchina, che gli è successo? Levati di mezzo! Ed ora, signore e signori, Miss Rodeo, la graziosa piccola selvaggia del Texas. Che piccola selvaggia! Si presenta per la domanda finale sull'argomento le grandi storie d'amore italiane che hanno ispirato scrittori e poeti. La ragazza che ha tutti conquistato, la graziosa Diana Dixon di Idle Falls. E allora, Diana, come si sente ora che è al traguardo? Beh, ho paura. Dunque, ha deciso di tentare il gran colpo o ci vuole lasciare? No, credo che raddoppierò. Che ti piglia adesso, moglie? Non ha ancora perso. A vedere la mia figliola lassù così, tutta sola. Ma che sola un accidente. Che ha fatto questa settimana? Ha ricevuto molte lettere? Qualche proposta di matrimonio? Oh, sì, qualcuno. Scommetto che preferirebbe sposare un italiano, Ma che gliene frega a lui? Beh, dovrei volergli molto bene. Ora, prima di cominciare, Miss Dixon ci dica, ha dovuto studiare molto per presentarsi a questo concorso? Oh, non lo chiamerei proprio studio. Vede, l'Italia è sempre stata una mia grande passione, fin da quando da piccola vidi un vecchio film muto con Rodolfo Valentino. E poi si ponga in ridicolo a quel modo è il colmo. E fu così che io mi innamorai dell'Italia. E delle sue storie d'amore. Oh, sì, anche di quelle. È una terra fatta apposta per i sogni e l'amore, non crede? Basta guardare quante dive di Hollywood sposano degli italiani. E lei si augura un avvenire simile a queste dive dello schermo? Oh, non credo che l'avvenire dipenda da me. Sì, ma se dipendesse da lei invece? Chiudi il becco, frescone, e veniamo al sodo. Non lo so solo che amo l'Italia. Beh, qualunque sia il suo avvenire, sono certo che tutti applaudiranno la piccola selvaggia del Texas. Ripetilo un'altra volta e ti Non spacco lo il dice muso. mica per cattiveria, E padre. perché vuol sapere tutti i nostri affari privati? Nata da padre irlandese americanizzato e da madre inglese. Bel miscuglio. Beh, e che ci trova da ridire? Chissà che bastardo è lui, con la faccia che ha. Ed ora passiamo alla domanda finale. Ascolti bene e prima di rispondere ci pensi. Soprattutto non sia nervosa. Lorenzo de' Medici ebbe un amore giovanile per una fanciulla fiorentina che gli ispirò alcuni sonetti. In suo onore gli giostrò in una famosa piazza di Firenze. Ora per il massimo premio lei ci deve dire, primo il nome della fanciulla, secondo il nome della piazza, terzo l'anno in cui il torneo fu giostrato. Ha capito? Sì, ho capito. Dai, figliola, dai! Lucrezia Donati. La prima risposta è esatta. Ora la seconda. Il torneo fu giostrato in piazza Santa Croce. Bene la seconda risposta. Ed ora la data, Diana. Stia attenta. Nel 1400 e... 1469? Esatta, anche la terza risposta. Ha vinto. Ce l'ha fatta! Lo sapevo che ce la faceva. Bene, c'è riuscita. Che effetto fa avere un nuovo guardaroba, una Cadillac decapottabile e $3.000? Oh, è come un sogno, non posso crederci. Ah, non è un sogno, l'Italia le ha portato fortuna. E ci dica che cosa farà con la Cadillac quando sarà a Idle Falls. La venderà? Come no, certo! Oh no, non ancora. Cosa? Io voglio fare un viaggio. Un viaggio. Dove? Un viaggio in Italia. Dovevamo immaginarcelo. È un'ottima idea. Bell'idea. Diana è impazzita. Perché?
Beh, vedi, fino adesso ho potuto soltanto studiare l'Italia e ora voglio vederla con i miei occhi. Ma sei un mucchio di rovine. Sarà una magnifica esperienza, Diana. Oh, certo, perché non sei tu che paghi. Vede, questa è la ragione per cui ho partecipato. Ora potrò vivere come una principessa per un mese, fare ciò che voglio, quando voglio e dove voglio e vedere tutti i posti che ho sempre sognato. E quando l'avrà fatto? Ah, già. Beh, quando l'avrò fatto sarò pronta a ricominciare a vendere benzina per il resto della mia vita. Beh, buona fortuna, Diana Dexon. La seguiremo col pensiero laggiù in Italia, la pigra terra delle canzoni, del sentimento, dell'allegria e dell'eterno sole. Questa è la voce dell'America. Trasmettiamo un programma di musiche americane. Ma che fa? Mi scusi, non l'avevo vista! È perché non guarda! Non sa tenerlo a bada quel carro armato? Mi dispiace, le pagherò i danni! Al diavolo i danni! Ehi, vuoi un buon garage? Lasciami in pace. Hai detto un garage? Sì, è qui vicino. Va bene, andiamo. La porti male la macchina, eh? E tu cosa ne sai? È buono questo garage? Buono. A Siena li frega tutti. Eccolo qui. E questo? È inutile, anche se ci volessi portare l'auto non c'entrerebbe. Ce ne sarà pure uno migliore di questo, no? Papà! Papà, ti ho portato un cliente. Buongiorno, serve qualcosa? Mi dispiace disturbarla, ma vede, la mia macchina si è fermata. Sì, l'ha incastratata tra due case. Già, dica, non potrebbe indicarmi un garage più grande di questo, dove si intendono di Cadillac? Vede, devo ripartire stasera. Beh, garage più grandi ce ne sono, ma non lavorano di notte. Ma io devo essere a Roma domani. Allora andiamo a dare un'occhiata. Sì, ecco. Cos'hai da ridere? Te lo spiego un'altra volta, ciao. Chiama il facchino. Grazie mille. Allora domattina alle 8 precise. Farò del mio meglio. Lasci, faccio io. Ma... Che numero? 5 mi pare. Ma... Ecco, questa qui è la sua camera. Grazie, mi è stato di grande aiuto. Grazie.
Sapete qual è il vero problema dell'estate? Aspettare che si freddi un caffè caldo. Oh, che filosofia. E io speravo che qualcuno si divertisse, però Maria ha riso e mi basta, ecco. Sei così annoiato che ti conviene sposare. E perché no? Un bel matrimonio in carovana. Tu e Piero. Io e chi vi pare, e magari Carlo e Maria, sì. Allora cominciamo con Carlo e Ciao. Maria, eh? Ciao. A me e a Laura il matrimonio ci terrorizza. A te forse. Scusa il ritardo, ho avuto un incidente di macchina. Quanti proletari hai messo sotto oggi, eh? No, è stata una capitalista americana che ha cercato di mettere sotto me. E dove si cena? Oh, ecco un bel problema interessante. Dove? A Villa Collodi? No, 150 chilometri, non me la sento. Ehi, un momento, Piero, guarda là, eh? Niente male. E da dove è saltata fuori questa? Sembra in costume da bagno. Non siamo mica sulla spiaggia. Sta tranquilla, lo può fare. Scusi, potrebbe indicarmi dov'è un drugstore? Drugstore, farmacia. Dove si può mangiare un hamburger? Desiderava qualcosa? Drugstore. Ah, lei è americana? Sì, ma cerco un posto per mangiare. Se permette l'accompagno io. Conosco un posto niente male a due Non passi. c'è bisogno, basta che mi dica dov'è, io... lei... Brava, lo lasci andare quel grullo, ci penso io a lei, eh? Se vuole mangiare all'americana... E lui vorrebbe raccontarle che ha uno zio in America, mentre io invece potrei dirle che... Facciamo una cosa, accompagniamola tutti e quattro, la signorina. Scusatemi. Figurati. Che angelo per Piero, eh? Un vero protettore dell'innocente. Che succede qui? Scusa il ritardo, cara. Noi non ci conosciamo, signorina, ma... Sì, invece. Davvero? Sì, non si ricorda. Circa un'ora fa, la mia macchina è... Ah, era lei. Ma è così diversa che io non... Beh, ero in uno stato orribile. Mi dispiace per la sua auto. Ah, sono io che devo scusarmi, potevo darle una mano. Non era necessario. Ah, sì che lo era. Non è facile circolare nelle stradette di Siena. A proposito, non è consigliabile, anzi è pericoloso parlare a degli sconosciuti. Pericolosissimo. Ma io non parlavo con nessuno. Chiedevo solo dove poter cenare. Non ha cenato? Allora verrà con noi. Oh, no, non Perché posso. no? Discutevo con i miei amici dove No, andare. ma io- Niente ma. Così potrò farmi perdonare la scortesia di poco fa. Dove alloggia? Al Majestic. Va bene, verrò a prenderla fra 10 minuti. A più tardi. E poi si lamentano degli aiuti americani. Ma guarda che regali ci mandano, guarda un po'. Scusate, allora ci vediamo dopo. Così non ti si vede più per tutta la sera. Speriamo. Ciao, addio. Ciao. Poteva almeno avere l'eleganza di invitarla con noi. Finalmente. Temevo che avesse cambiato idea. Ho soltanto cambiato abito. Beh, valeva la pena ad aspettare. Dove sono i suoi amici? No, non vengono più. Gente pigra, sa. Sono troppo pigri per muoversi dal caffè. Dove andiamo a cena? A Villa Collodi, un posto caratteristico. Bene, è lontano da qui? Oh, 150 km. 150? Ma io muoio di fame. Oh, che posto delizioso. È il suo primo viaggio in Europa? Sì, come fa a saperlo? Non lo so, l'ho immaginato. E cosa l'ha fatta venire in Italia? Ah, un colpo di fortuna. Ho vinto... Manzi? Oh, signor Principe. Senta, Manzi, se vuole continuare a vedere me e tutti i miei amici, qui faccia sparire quell'orribile televisione. Mi scusi, ma ci sono dei clienti che insistono. Bene, mi dia un tavolo più lontano possibile da quell'arnese, allora. Subito, signor Principe. Che stavamo dicendo? Ah, sì. Che cosa l'ha fatta venire in Italia? Oh, soltanto turismo. Capisco. Buon appetito. Grazie. Sembra che sia molto conosciuto qui. Ci sono già stato per affari. Permette? La prego. Un simpatico ricordo. Pronto in 10 minuti. No, le solite facce. I più o meno famosi turisti. Faccia pure. Vuole che ordini per lei? Sì, grazie. Hors d'oeuvre. E quale vino? Chianti, sì. Grazie. Ha detto che viene qui per affari. Adesso capisco. Sì, la duchessa di Hammerstein venne in Italia per il concorso ippico. È venuta anche questa per il concorso ippico? No, questa è la contessa Barin, una vecchia amica di famiglia. Non tanto vecchia. Buono.
No, non ce n'è altro. Mi dica, Piero, di cosa si occupa? L'ha vista? Ragazzi, No, sul serio. molto sul serio. Voglio dire, qual è la sua professione? Che vuole? Non ho proprio tempo di occuparmi di altro. Buono, cos'è? Polpo. Cose? Polpo, si mangia tutto. È ottimo, per piaceva prima che glielo dicessi. Sì, ma da noi non si mangiano. Suppongo che questo sia un tentacolo. È un gambo di carciofo. È buono. Senta, se non vuole dirmi cosa fa, vorrei almeno sapere come si chiama di cognome. Io so che il suo primo nome è Piero, e poi Piero Principe. Montalcino. Montalcino. Oh, ma Manzi e gli altri la chiamavano il signor Principe. Beh, principe di Montalcino, se lo vuole per esteso. Vuol dire che lei è un vero principe. Lo giuro, un vero principe. La spaventa l'idea? È allergica ai principi? No, non è questo. Principe Piero di Montalcino. Ha detto di Montalcino? Sì. Allora lei discende da quella Virginia di Montalcino che il marito chiuse in una torre per 80 giorni. Sì, come fa a sapere la storia della mia famiglia? Oh, lo so perché è una magnifica storia d'amore. Ma è avvenuta nel 1260, un po' prima che lei nascesse, no? Nel 1261 per essere esatti, e avvenne il 2 di gennaio. Ah, però. È giunta l'ora di sognare, ti rivedrò, ce soir. Mi sembra ancora di sentirti mormorare, adesso no, ce soir. Per tutto il giorno ansiosamente t'ho aspettato, pensando ai baci che tu ancora non m'hai dato. Amore mio, torna presto, non tardare, ti adorerò ce soir. La signorina deve firmare il libro, per favore. Grazie. Tutta la gente importante lascia la sua firma, guardi. Il duca di Windsor, Josephine Baker, il generale Clark, Lollo Brigida. Prego. Grazie. Diana Dixon, Texas. Ah, Texas, grande paese. Bestiame o petrolio? Quale dei due? Bestiame no, di certo. Ah, petrolio allora, petrolio. Sì, petrolio. Vogliamo andare? Scusi se mi permetto, ma ha dimenticato di pagare. Pagare? Uno dei vantaggi di essere un principe in Italia è che nessuno osa presentarti il conto prima di 5 anni. Andiamo a vedere il giardino. Perché c'era tanto con la televisione? Ha mai provato a far la corte a qualcuno guardando la televisione? Io no. È meglio non provarci. Sembra un sogno. Sa, ho paura che fra un minuto mi sveglierò e sarà tutto sparito. Piero, lei è davvero un principe? Ma certamente. Perché non dovrei esserlo? Non lo so. È la prima volta che mi accade di conoscerne uno vero. E io è la prima volta che conosco una ragazza col padre nei petroli. Suo padre è davvero nei petroli. Oh, fino ai capelli. E poi è l'uomo più ricco di Idle Falls. E se lei conoscesse Idle Falls saprebbe che significa. Lo sa, da bambina... Oh, a lei posso dirlo, tanto domani parto. Beh, quando ero bambina sognavo quasi ogni notte che un giorno un bellissimo principe azzurro sarebbe venuto a prendermi per sposarmi. E perché non lo sposa adesso? Oh, in America i principi esistono solo nelle favole. Spero di non essere il lupo cattivo. Oh, chi lei? No. No, vede, lei forse non mi capirà. Quando dovrò tornare a casa, che delusione proverò. Come quando mi svegliavo la mattina e mi arrabbiavo perché mi accorgevo che il sogno non era vero. Ma questo è vero. Forse, ma stanotte preferisco continuare a sognare. È
stata una serata meravigliosa. Grazie, Piero, non la dimenticherò mai. Perché non resta qualche altro giorno? Non posso, devo vedere Roma, Napoli, No, Capri. è un programma da turisti questo. Ma io sono una turista, gliel'ho detto. Non è vero. Perché non rimane? No. Qui c'è una multa per chi si bacia in pubblico. Qui a Siena? No, in Italia. Oh, ma che legge sciocca! Perché non ci si può baciare se uno ne ha voglia? Sì, si può, ma non in pubblico. Per esempio, io non posso baciarla qui, ma potrei farlo in albergo. Oh, in questo caso la bacio qui e pago la multa. Voglio rivederla. Posso farle visitare Siena prima che parta? Ne sarei felice. Domattina vengo a prenderla. D'accordo, l'aspetto qui alle 7. Alle 7? Sì, alle 7 in punto. Buonanotte. Alle 7. Buonanotte. Buonanotte. Alle 7. Piero, Sì, mamma? finiscila di aggirarti come un ladro. Vieni a salutare gli amici. Salve. Ciao. Buonasera. Dove sei stato? A Villa Collodi. Con Laura? No, con una ragazza americana. Sarà una vecchia amica? Sì, da oggi pomeriggio. Cosa ne sai? A tuo zio non sfugge niente di Siena, neanche se vola una Vespa. Saluta. E sii gentile con Alberti. E chi è? Il conte Alberti, che si occupa di cementi. Sua figlia un tempo veniva a giocare con te, non te ne ricordi? Ah, sì, la grassona che era identica a suo padre. Sì, ma adesso comincia a somigliare a una donna. Ti prego, Guido. Si è fatta carina e sogna di rivederti. Non ti arrendi mai, mamma? Non cercare di sfuggirmi, canaglia. Ecco, lei diventa ogni giorno più bella. Ah, ora so che hai combinato altri guai. Com'è che abbandoni mia nipote Laura per un'americana? Dovere, contessa. Relazioni italo-americane. E conosco le tue relazioni con l'America. Oh, a proposito, Sì? non credere a quel che dice tua madre. La ragazza Alberti è sempre identica al padre. Buonasera. Buonasera. Grazie per l'avvertimento. A proposito, perché non mi sposa lei? Ci divertiremo un mondo a prendere in giro tutti quanti. Tu sei troppo vecchio per me. Alle donne come me piacciono i giovanissimi. Piero, vuoi fare una mano? Mi dispiace, vado a dormire. Devo alzarmi alle 6. Che cosa hai detto? Che devo alzarmi alle 6, mamma. Ma neanche ai tempi delle crociate uno della nostra famiglia si è alzata alle 6. Posso almeno chiederti il perché di questo scoppio di energia? L'americana parte in mattina e le ho promesso di mostrarle Siena. Mi dia una sveglia precisa, mi raccomando. Buonanotte, buonanotte a tutti. Buonanotte. Guarda, qualcuno che ritorna all'ovile. Oh, ciao. Ciao, Piero. Salve. Salve. Beh, come andate ieri sera? Ieri sera? Dai, quella bionda, non mi dirai che te la sei già dimenticata. Ah, quella. Abbiamo cenato, l'ho lasciata all'albergo, cameriere, ed è partita stamattina. Allora Caffè. sei andato in bianco. Non tutti possono avere la tua fortuna. Era una ragazza piuttosto seria, ingenua. E per ogni cosa ci vuole tempo, no? Hai detto che è partita. Sì, all'alba. E quella chi è? La sorella gemella? Diana. Oh, lei. Spero abbia dormito bene. Ah, non mi crederà. Ho messo la sveglia e non ha funzionato. L'ho buttata dalla finestra stamattina. Sono rimasta ad aspettarla in albergo fino alle 9. Credevo fosse partita. Non andava via presto. No, l'auto non era pronta. Pare che abbia un guasto allo sterzo. Allora rimane? E temo che dovrò, fino a domani. Bene, passa la giornata con me, eh? Prendiamo la macchina e andiamo a Pisa. Poi al mare a far colazione. No, pensavo di non rivederla e ho fatto un programma diverso. Lo cambi, non può perdersi Pisa, è indimenticabile. La torre pendente, costruita nel 1173 da Bonanno Pisano e Mastro Guglielmo. Nel XIV secolo Tommaso d'Andrea vi aggiunse l'ultimo piano. La visitiamo per prima? Beh, un altro giorno. Perché?
Stanno facendo dei restauri e non è permesso visitarla, potrebbe crollare. E quella chiesa cos'è? Quello è il Duomo. La costruzione fu cominciata nel 1063 da Buscheto, con oro saraceno. Guardi che bella facciata. Fu disegnata da Rainaldo. Ma non ci fermiamo? No, è aperto solo la domenica. E lo stesso è per il battistero. Fu costruito nel 1152 dall'architetto Dio ti salvi. I pisani sono molto fieri della Piazza dei Miracoli. Quel grande edificio là è il cimitero, famosissimo per le sue statue di Giovanni e Nicola Pisano e per i suoi meravigliosi affreschi. Anche quello è chiuso? No, è aperto, ma al cimitero ci andrò solo in una bara. Andiamocene a un altro. A scoprire un posto simile. Un giorno per caso. Che magnifica torre, deve essere molto antica. Chissà quante storie potrebbe raccontare. Forse. Allora questa è sua. Certo, si accomodi pure. Ma a cosa le serve? Oh, per la caccia. Si mette in costume. Alla macchina. Niente, mentre venivamo qui perdeva qualche colpo. Come si sta bene? È un posto magnifico, Sono contento che le piaccia. Ha avuto una buona idea venire qui, però mi sento colpevole. Perché? Immagino che avrà di meglio da fare che portarmi in giro per l'Italia. Che cosa? Beh, lavorare. Lavorare? Mio Dio, no. C'è una tacita legge che ce lo vieta a noi principi. Ma farà pure qualcosa. Niente di niente, io le giuro che è faticoso. Lei scherza. Magari fosse. Una volta avevamo un monte di cose da fare, le crociate, uccidere gli infedeli. Ora uccidiamo solo il tempo e occasionalmente noi stessi guidando auto da corsa. Prende parte alle corse? Ho fatto una 1000 miglia, ma persi la strada e alla fine mi misi a dormire in un prato. E non si vergogna di se stesso? Sì, certo, ma neanche quello mi serve a niente. Non ha ambizioni? Poche e semplici, come questa. Che le prende? Un bacio è una cosa, ma questa è un'altra. Ma si comincia sempre con un bacio. Per me si finisce con un bacio. Ora capisco perché mi ha portata qui. Ehi, aspetti. Aspetti. Via, non faccia la sciocca. Sono una sciocca, d'accordo? No, evidentemente non lo è. Purtroppo, mi sono sbagliato. Ora facciamo il bagno, poi faremo colazione e ce ne andremo. Va bene? Su, prendo il cestino della macchina. Avanti, chi aspetta? Chiara, venga!
dove va? Diana! I miei vestiti! Uova. Uova. Sono fresche, sa, fresche. Ehi, senti un po'. Che c'è? Buongiorno. Un momento, per favore. Che cosa vuole? Può darmi un passaggio fino in città? Spiacente, non posso. La prego, sono il principe di Montalcino e... Sì, e io sono il re d'Inghilterra. Non c'è il re in Inghilterra, c'è la regina, ignorante. Ciao, Ciao, Tino. A che punto siamo? per domani è pronta. Speriamo sia vero. Te ne vuoi proprio andare? Non ti piace Siena? No, non mi piace Siena. Oh, a proposito, vuoi dire a tuo padre se riporta l'auto del principe di Montalcino a casa sua? È qui fuori. Tino, è pronto! Vengo, mamma! E il principe dov'è? In fondo al mare, spero. E perché? Sei troppo piccolo, Tino, non lo puoi capire. Non ti ha baciata? Al contrario, è questo il guaio. E allora di che ti lamenti? Ma cosa dici? Tino! Vengo, mamma! Ciao. Passa di qua, da qui arrivi prima. Coraggio, la prossima volta andrà meglio. Ma Tino! Buongiorno. Buongiorno. Bisognerà invitarla, no? Ma che si grulla, una milionaria americana, mica mangiano come noi. Ma tu scherzi, è gente come noi. Signorina, vuol favorire senza complimenti, eh? La mia mamma ti vuole invitare a mangiare con noi. C'è il cinghiale, buono, sai? Grazie, dice davvero. Venga, signorina, le piacerà. Io cucino bene, sa. Si accomodi, prego. Lei è molto gentile. Mi sentivo così sola che... Oddio, ma non ce la farò mai a finirlo. Mangi finché ha fame, tanto non c'è altro. Grazie, ci mancherebbe. Amore mio, è giunta l'ora di sognare. Ti rivedrò se suar, se suar. Mi sembra ancora di sentirti mormorare. Adesso no, se suar, se suar. Per tutto il giorno ansiosamente t'ho aspettato, pensando ai baci che tu ancora non m'hai dato. Amore mio, torna presto, non tardar, ti adorerò, se suar, se suar. Cos'hai? Niente. Canto male? Oh no. È la nostalgia, vero? Ma perché? È tanto bella l'America. La mia casa è come questa, Tino. Ho anch'io una madre, un padre e dei nonni proprio come te. Hai pure la pompa della benzina? Sì, c'è anche la pompa, tutto come qui. Ma allora quel macchinone lì, a chi l'hai fregato? Tino! Non l'ho rubato, Tino, l'ho vinto. E poi ho deciso di venire in Italia. Hai fatto bene, così mi hai conosciuto. Sì, è vero.
E un giorno devi venire in America e ti farò vedere il mio garage. Dopo che ho fatto il soldato ci vengo. Beh, sono contento che le piaccia qui da noi. Sapesse quanto ci è costato mettere sulla casa e tutto il resto. Ancora pago le rate. Oh, anche noi. Finiremo di pagare nel 65. Tino. Insomma, cos'hai da ridere? Oh, quando verrai in America conoscerai mio fratello, è identico a te. Allora deve essere un fusto. Oh, certo. Beh, ora devo andare. Ancora un bicchiere, signorina? No, no, grazie, ma è già molto tardi. Mi avete fatta sentire come a casa mia. Venga ancora qualche altra volta, ci farà piacere. Grazie. Arrivederci, Tino. Che cos'è? Roba del padre? Comunisti! Compagno, vieni, prendi questo. Torna a casa. C'è già tornata? Ma chi? Ehi, Piero! Per il partito! Senta, vuol chiamarmi al telefono il principe di Montalcino, per favore? Sì, signorina. No, no, non fa niente, lasci stare. Mi dia della carta da lettere. Certo. No, non importa, grazie. Su, Ercole, andiamo. È sicuro di farcela? Ce la faccio, ce la faccio. Ciao. Arrivederla. Desidera qualche cosa? No, mi scusi. Non si può stare qui, signorina. Mi dispiace. Ehi! Si fermi! Si fermi! Mi scusi, ma la sua auto era messa in direzione vietata. Capisco, grazie. Le sono molto grato, sa?
Grazie, di cosa? Di avermi insegnato che non bisogna mai baciare una ragazza quando si è a una certa distanza da casa. Mi dispiace, ho perso la testa. Diciamo che l'abbiamo persa tutti e due. Volevo telefonarle o scriverle, ma non l'ho fatto. Ho visto il suo palazzo. Ah, le piace? Mi fa paura un po'. E dentro è anche peggio. E ora sta andando a Roma? Sì, sarei già in cammino, ma ho incontrato una specie di processione con tamburi, bandiere. Già, si allenano per il palio. Cos'è? Ma solo la più antica, la più splendida, più pericolosa e più emozionante corsa di cavalli del mondo. 10 uomini in rappresentanza di 10 contrade, i quartieri di Siena, fanno per 3 volte il giro di questa piazza, su 10 cavalli estratti a sorte. Cavalcano a vero e in mano hanno un nervo di bue con cui picchiano l'avversario. Un gesto davvero amichevole. Certo, è guerra senza quartiere. Sì, e da 400 anni vincere il palio conta più di qualsiasi cosa al mondo. Dura solo pochi eccitanti, crudeli, terribili minuti, ma li vive una folla di oltre 50.000 persone, pronta a fare il vinto e il vincitore a pezzi. Questa corsa ha molta importanza per lei, vero? Certo, la mia contrada non vince da 10 anni e la contrada è come una città nella città. E crede che riuscirete quest'anno? Farò del mio meglio. Lei? Questi sono i costumi che indossano il giorno del palio e quello è l'ultimo palio che abbiamo vinto. E qual è il premio? Una bandiera, come quella là. Tutto questo rischio e questa fatica per una bandiera, è incredibile. Forse lo è per lei viene da un paese molto pratico, ma per noi, vede, è soprattutto questione di onore. E lo correrà lei? No, abbiamo fantini specializzati. Perché tante torri? Un altro esempio dei molti passatempi di noi aristocratici. Via via che uno diventava più potente, innalzava di più la propria torre. E servivano a qualche cosa? Ah, niente di molto pulito. Lotte fra famiglie. Piero! Oh, Piero, che fai qui, Piero? E lei, contessa, come mai a San Gimignano? Non certo per seguire te. Miss Dixon, la contessa Bernardi Scotti, la signorina Piacere. Bernardi Scotti. Ah, finalmente, la giovane americana di cui tutta Siena parla. Lei è proprio la persona che fa per me. Ho comprato una torre, l'ho arredata e mi piacerebbe avere il suo parere in proposito. Ma un momento, che cosa ha fatto? Ho comprato una torre, quella là in fondo, e l'ho affittata a una coppia di americani che arrivano proprio stasera. Dovevo vedere cos'era l'annuncio sul giornale. Torre medievale, ambiente storico, ogni confort moderno. Vedesse come l'ho trasformata? Beh, Piero, tu resta qui. È troppo piccola per 4. Rimarrà Laura a farti compagnia. Beh, Piero, avanti, di qualcosa di divertente. Ecco il salotto. Bellissimo. E il bar. Gli americani adorano i cocktail. C'è anche del whisky scozzese. Era uno dei punti deboli di mio marito. Adorava tutto ciò che era americano, inclusa una ballerina dello spogliarello. Stanno benissimo quei due, non si preoccupi. Si tratterà a lungo a Siena? Beh, avevo in programma di andar via oggi, ma Ma Piero l'ha persuasa a restare. non esattamente. Certo, l'avrà fatto in modo delizioso, lo so. Oh, per essere sincera, trovo che è meraviglioso qui. Me ne sono innamorata. Vorrei tanto viverci. Vivere qui. Mia cara, non si lascia entusiasmare dal fascino dell'antico. Lei non potrebbe sopportare questa nostra piccola società provinciale. Finirebbe per morirvi di noia. E allora lei mi consiglia di andarmene appena possibile. Le piacerà di più Roma. Davvero? Oh, Roma è infinitamente più bella e interessante di Siena. Monumenti, chiese, il Papa. Venga di sopra, voglio mostrarle la cucina. Beh, ma non crede lei di averli lasciati soli abbastanza? Prima voglio che lei veda il mio forno elettrico, una vera novità. Guardi che meraviglia. A che cosa sta pensando? Come mai così silenziosa? Quella Laura, io non le piaccio troppo, vero? A Laura non piace nessuno. Eccetto lei. Ah, ci conosciamo fin da bambini. E la sposerà? No, non lo credo. Non lo crede. Ma che modo è di ragionare? Lei non crede, ma potrebbe finire col farlo senza pensarci, è così. Ma che cosa pretende? Che mi decida adesso, su 2 piedi? Ma è per questa sua indifferenza che tutti quanti approfittano di lei e le fanno fare tutto quello che vogliono. Non lo sa, lei è molto bella quando si arrabbia. Oh, la smetta di prendermi in giro, la prego. Senta, non vada via. Resti ancora 2 giorni.
Darò un ballo per lei e inviterò tutta l'aristocrazia di Siena. Oh no! No, non si allarmi. Soltanto Laura e la contessa verranno in completo assetto di guerra. Continua a prendermi in giro. Ma no. È un'occasione unica. Ci vedrà tutti insieme come in una mostra. Lei mi fa cambiare programma ogni giorno. È la cosa più carina che mi abbia detto. Allora, rimani? E va bene, rimarrò fino al giorno del padre. Brava, proprio la bacerei. Devo essere sincero, mi farebbe piacere. Babbo, quel cavallo c'ha le valvole in testa! Ma che ha quel cavallo? Non fa che scartare. Eccone un altro. Mai visto una corsa più pazza di questa? Pensa che è soltanto una prova. Aspetta a vedere il quadro. Sì. Guarda lì che bionda. Buongiorno, signorina. Salve! È gentile, eh? Beh, ci vediamo più tardi. Andiamo, venite con me. Andiamo con Bart. Salve. Salve! Lei è americana? Sì? Mike Stevens dell'Oklahoma. Oh, Diana Dixon del Texas. Ma dica, non è... Sì, lei è la ragazza del garage che ha vinto il telequiz, me la ricordo. Oh, mi ha riconosciuta? Sicuro. Viene a pranzo con noi? Oh, verrei volentieri, ma sono con quel signor italiano laggiù. Ah, peccato. Beh, le dispiace se resto accanto a lei? Ma no. Oh, però non parli di televisione davanti a lui. È fissato che chiunque appaia in televisione debba essere un idiota. È picchiato. Forza, Bappo! Forza! Sta rimontando. Aquila! Su chi scommette? Su quello là, con la giacca blu e gialla. Ma non vincerà mai. Vincerà quello che ora è in testa. Oh, la chiocciola mai. Scommetto $100. È troppo per me. Scommetto $100 contro un bacio, allora. Questo mi sembra accettabile. Questa volta il palio è vinto! Per te, Non si tratta così un cavallo. Mi dispiace. Pare che mi debba $100 o un bacio. Si dovrà accontentare del bacio. Che stava dicendo, signor principe? Arrivederci, lieta dell'incontro. Arrivederci, spero di baciarla ancora una volta o l'altra. Ah, sì, il cavallo che corre per la chiocciola è molto veloce. È giusto, bisogna metterci riparo. Datevi da fare. Che succede? È un cavallo ombroso. Scarta. Perché non lo cambia? Una volta fatta l'estrazione non si può cambiare. Ma secondo me non è affatto colpa del cavallo. Che stanotte faremo un'altra prova quando non c'è troppa gente. E allora vedremo. Chi è? Chi? È Talmadge. Oh, non lo so, un americano. E lei va in giro a baciare tutti gli americani che incontra. Ah, no, ma avevamo scommesso $100 o un bacio che la chiocciola batteva l'aquila. Scommettere è una cosa, baciare è un'altra. In futuro, paghi o pagherò io. Ah, sì, signor principe. Non capisco che cosa abbia quel cavallo. Non vuole essere picchiato, ecco che cos'è. Scusi. Non arriva nemmeno ultimo. Hai perso, Aquila! Sta zitto. Non va per niente. Buonasera. Buono, calmo. È nervoso. Sente il morso, non gira. È ancora quasi da domani. Secondo me
Andrebbe benissimo se lei lo trattasse con più dolcezza. Vuole insegnarmi ad andare a cavallo? No, ma ho montato cavalli più nervosi di questo. Lei saprebbe far meglio. Ah, non lo so, ma credo che picchiandolo si irriti soltanto. Sono tutti bravi a chiacchierare. Vorrei vederla lì sopra. E perché no? Eh? Beh, riproveremo ancora. Che diavolo fa? Guardate, l'americana. Ma è matta. Sarà matta, ma a cavallo ci sa andare. Diana, si fermi! Guarda, babbo, non si è ancora rotto il muso. Le hai dato tu il cavallo? No, è stata lei. 1:15. Accidenti. Andiamo. Brava, bravissima. Brava, brava! Non è un percorso facile. Peccato che corri per là. No, non temere, non corro per nessuno. Ehi, Texas, Salve! che sta succedendo qui? Ha vinto un concorso di bellezza? Oh, magari. Beh, comunque auguri. Grazie. Scusi. Scusi, lei? È diventata matta. Avrebbe potuto uccidersi. Non ci riprovi. Oh, stia tranquillo, neanche per tutto il petrolio del Texas. Venga, ho bisogno di bere. Eccolo il fantino che fa per lei. È più brava di Baffo l'americana! Principe, ha perduto la battaglia! La chiocciola ormai ha vinto! Dai, Dino, cantiamogli lo stornello! Principe dammi retta, ritira vita al bagno, a perdere la forza ti devi rassegnare. Principe sei perduto, la bionda 2 campari. Lo sai che avrebbe potuto farsi male? Lo so, me lo sarei meritato. Ah, e il mio ballo? Dimentica che do un ballo in costume domani sera. Avrei dovuto rimandarlo. Beh, quasi l'avrei preferito. Perché? Ho l'idea di incontrare tutta quella gente. Beh, il ballo viene dato apposta per lei. E deve essere la più attraente di tutte. Oh, che meraviglia! Non ce ne sarà un altro come questo alla festa. Speriamo. E qui ci sono la borsa, l'acconciatura per la testa e tutto il resto. Quanto le debbo? Beh, facciamo 300. $300? 300.000 lire, signorina. Cioè sono $500. Ma è quasi tutto quello che ho. Ma lei ha voluto quanto vi era di meglio. Beh, senta, se rinunciassi alla conciatura per la testa e ai guanti... Sì, ma però risparmierebbe solo 35.000 lire. Ma l'insieme certamente ne soffrirebbe. Beh, ho paura che dovrà soffrire. Come crede, arrivederci. La contessa Bernardi e la signorina Bernardi Scott. Adriana, sei splendida. Anche tu, mia cara. Il conte e la contessina Alberti. Buonasera. Questa sera hanno tutti un'aria più stupida del solito. Contessa, quando più tardi suoneranno un rock and roll, vuol riservarlo a me? È un ballo che non mi piace. E poi siete voi due che dovete stare insieme. Sei davvero deliziosa. Lo hai detto anche l'altro anno, Piero. Davvero? Sì, e con molto più calore. Andiamo a bere qualcosa. Ho detto anche questo l'altro anno? Sì. Miss Diana Dexon. Che pezzo di ragazza! Non trovi che è veramente appetitosa? Via, Guido, alla tua età certi appetiti sono dannosi. Sei a regime ormai, caro. Benvenuta, Miss Dixon. Ho sentito molto parlare di lei, e non soltanto da Piero. È veramente una graziosa ragazza. Grazie, signora. È stata molto gentile ad invitarmi. È Piero che ha avuto l'idea di dare questa festa, ed io sono stata felice di accontentarlo. Scusami un momento. Ma certo, prima il dovere. Idle Force. Che nome grazioso. Anche il posto è bello, ma piccolo, piccolissimo. Al giorno d'oggi si vive molto meglio fuori delle grandi città. Buonasera, Diana. Scusa mia mamma se te la porto via. È stupendo. Sì.
Ha conquistato i miei ospiti. Mi sento un po' fuori posto. È giusto così. Una perla vera in mezzo alle false. I loro nomi, prego. Siamo i mangini del signor principe. Ah sì, vadano pure, ma passino così. Non ho mai visto niente di simile in tutta la mia vita. Sono contento che le piaccia. Signor principe, Scusi, mi dispiace, ma è una cosa molto importante. cosa c'è? È fatta. Dove sono? Sono di là in anticamera. Andiamo, su. Io le consiglierei un brillante solo, qui. O magari un filo di perle. O magari niente. Lei, ragazza mia, può fare a meno di tutto con quello che le ha regalato il Padre Eterno. Molto gentile. Doveroso, signorina. Quando si ha la fortuna di partecipare con gli occhi a una bellezza come la sua, si sta bene per una settimana. Basta così, zio. Addio, me la porti via. L'hai corteggiata anche troppo, io divento geloso. Sì, vabbè. Sembra di ottimo umore. Lo sono, vinceremo noi il palio. Ah, se l'hai sognato stanotte? Molto di più. È costato 1,5 milioni, ma abbiamo comprato la chiocciola. Cosa ha fatto? Abbiamo comprato la chiocciola. Perderanno la corsa. Vuol dire che gli ha dato del denaro. Che altro? Il denaro è l'unica cosa che risolve. E l'onore e la gloria di cui tanto parlava. Non ha importanza. Ma le sembra un modo onorevole di vincere? Era l'unico modo. Perché allora non uccide gli altri fantini o avvelena i cavalli? Su, non si scandalizzi. Non è una cosa nuova. Questo si è sempre fatto nel palio. Superba. Sì, come vuoi, ma chi è? Chi conosce la sua famiglia? Tuo padre, sempre i rapporti con l'Anglo-American Bank. Ah, per mia fortuna, sì. Chiedigli per favore di informarsi. Una telefonata. Sai, qualche volta i soldi nascono in certe strane maniere. È del Texas, Hydra Falls. Felice? Tanto che vorrei piangere. Un modo strano di dimostrarlo. Lo so. È perché ho paura. So che non può durare e lo vorrei tanto. Può darsi che duri. Non sono mai stato felice con nessuno come con te. Non dire cose che non pensi. Capisco che non ti fidi di me, hai ragione. Ma vedi, tante volte si possono fare dei progetti in un senso e poi avviene senza sapere come che cambia tutto d'improvviso. Ma non devi dire cose carine solo perché ti sembro bella. O c'è la luna o una piacevole musica. Non amo queste cose e soprattutto non le voglio sentire da te. Ma le penso. È un altro dei miei stupidi ideali. Credo che la sincerità sia la cosa più importante nella vita. Sei molto cara e molto leale. Santo cielo, di già. Via, Piero. Di solito queste cose non le cominci fino a molto più tardi. Lo spinga a fare il suo dovere, mia cara. C'è una mezza dozzina di graziose ragazze che aspettano l'occasione di ballare con lui. Oh, farei meglio ad andare, allora. Brava bambina. Sempre in guardia lei. Vuoi scusarmi? Congratulazioni, mia cara. I dollari hanno vinto. C'era da aspettarselo. Lo sa, non mi va il suo tono. E non so a cosa alluda parlando di dollari. Può permettersi lei di ignorarli, forse. Ma il povero Piero no. Senta, contessa, se il povero Piero, come dice lei, può permettersi un ballo come questo e pagare 1,5 milioni per un fantino e non so che, per vincere una vecchia bandiera... Permettersi? Mia cara ragazza, ha impegnato il raccolto di almeno 2 anni per poter pagare tutto questo. Una siccità o una brutta invernata sarebbe rovinato. Ma per fortuna è arrivata lei. Supponiamo che non fossi ricca, che non avessi un centesimo. Che peccato che non sia vera. Sarebbe troppo divertente. Supponiamo, allora? Allora,
Ci sarebbero solo due ipotesi. La prima è che la rispedisca in America, ma subito. E la seconda? La seconda, che voi vi sposiate ugualmente. E dopo un mese questo magnifico palazzo finirebbe all'asta. Beh, non sia preoccupata. Dopotutto avrete avuto tutti e due quello che volevate. Oh, così volevo qualcosa anch'io. E cosa? Che era un principe. E dopo gli impianti igienici, gli americani adorano i vecchi titoli. Capisco. E lei pensa che Piero ne sia convinto? È un fantastico affare. Lei acquista il titolo e Piero diviene presidente di un'importante compagnia petrolifera. Ho proprio compassione per lei. Deve aver avuto una vita molto infelice. Ho paura che lei sia davvero innamorata di lui. È commovente. Buona fortuna. Si aspetti anche un'altra sorpresa. Potrebbe amarmi sul serio. Questo capita, sa? Che è successo? Diana, che cos'hai? Niente, ma non mi sento molto bene. Vorrei andare via. Ho bisogno di aria. Ti accompagno? Ma non puoi lasciare i tuoi ospiti. Che vuoi che me ne importi? Andiamo. Va meglio? Sì, grazie. Di chi avete parlato con la contessa? Oh, abbiamo parlato di te, del palio e di quanto tu sia povero. Che noia. Peccato che è proprio vero. Non sai che vuol dire essere poveri. E tu lo sai? In America nessuno ti considererebbe povero. Senti, Diana, io non parlo mai di queste cose, ma con te è necessario e giusto. Se non altro per vederti sorridere. È una vita assurda la mia, lo so, ma non c'è nessun rimedio. Non è vero. E che potrei fare? Posso solo vendere il mio nome per metterlo su una nuova marca di Chianti. E che ci sarebbe di male? Di male, generazioni e generazioni di Montacino si rivolterebbero nella tomba e sono certo che mia madre ne morirebbe di vergogna. Ma allora perché non ti rimbocchi le maniche e non ti dedichi a qualche onesto lavoro? Lo so, ma è troppo tardi ormai. Vedi, c'è un tempo per fare questo genere di cose e c'è poi un altro tempo per parlarne. Ho paura che a me sia rimasto solo il tempo di parlarne. E con te, perché voglio essere sincero con te. Con me? Vedi, Diana, tu sei l'unica donna che ho incontrata alla quale non saprei mai mentire. Proprio perché tu sei ricca, devo dirti che il principe di Montalcino ha una quantità di cambiali da pagare. Le terre sempre in arretrato con le tasse e a fatica riesce a pagare la sua automobile a rate mensili. Che ci posso fare? Tante volte ho pensato di cambiare, di svegliarmi una bella mattina e trovarmi diverso, ma non lo so, c'è qualcosa di antico dentro di me che tende a frenarmi in ogni modo. Chissà, forse il mio sangue, penso. Sono nato troppo tardi per essere un eroe e troppo presto per essere un uomo come gli altri. E per salvarti sposeresti una donna solo per interesse, vero? Senti, Diana, per quanto io possa valer poco, ti giuro che se ti chiedessi di sposarmi, sarebbe per amore. E invece vuoi soltanto i miei dollari. Ma no, è te che voglio. Mi sposeresti così, spiantato, un uomo debole, che non ha più fiducia nel suo avvenire. Ti sposerei. Diana. Ti prego, non parlare più. Non dire più nulla. Buonanotte. Arrivederci a domani. Buonanotte, Piero. Alzati presto. Facciamo una corsa a Firenze al consolato. Perché? Non sai che in Italia per potersi sposare occorrono i documenti? Oh, già, dimenticavo. Piero! Addio. A domani.
Salve. Vuol comprare una Cadillac? Di che anno? La mia. Ah, capisco. E perché vuol venderla? Mi servono i soldi per l'aereo. Vado via domani. Ehi, Texas, che le è successo? Niente. Ah, lei sa che non è vero. Senta, crede che per amore si abbia il diritto di rovinare l'uomo che si ama? Beh, sono problemi troppo grandi per me, ma le dirò questo. Secondo me, quando due si vogliono davvero bene, le cose finiscono per sistemarsi da sole. Non per noi. Non posso sposarlo. Rovinerei lui e la sua famiglia. Come? Perché? Ma perché deve sposare una donna ricca? E io non ho neanche un centesimo. Ha provato a dirglielo? Non ci sono riuscita. Paura di quello che avrebbe pensato? No, di quello che avrebbe fatto. Mi sposerebbe lo stesso per poi rimpiangerlo per tutta la vita. Ma io l'amo troppo. Non gli farò mai del male. Andiamo, via, non deve piangere. Una ragazza come lei. Sa che le dico? Andiamocene insieme a bere un bel doppio whisky. È stato un vero colpo di scena. Mentre compravo la Nazione Sera, gli occhi mi cadono sul Rondale American. Ho fatto Firenze-Siena in mezz'ora. Tutte a te capitano queste fortune. Potevi comprarne una decina di copie. Ma domani ce l'avrà anche il barman del Majestic. Sentite qua, sua madre faceva la cuoca. Io l'avevo detto che mi sembrava un pochino volgare. Dice che era a servizio di una distinta famiglia di Boston. E il padre faceva il giardiniere fino a quando non mise da parte un po' di soldi per comprare una pompa di benzina. In questo non aveva mentito, eh. Suo padre nei petroli lo vende a litri. Salve, avete fatto tardi? Ti aspettavamo. La berreste un'altra bottiglia? Alla salute della bionda, eh? Certo, sì, la sposerò. Non parlate? Non avete niente da dire? E va bene, almeno fatemi le condoglianze. Ma allora è una cosa veramente seria. Me ne sono innamorato come un ragazzo di liceo d'una compagna di scuola. Senti, certe volte uno vorrebbe tagliarsi una mano prima di fare una cosa. Da un'occhiata qui. Accidenti, una volta che capita una cosa da ridere a chi succede, a un amico. È la solita storia delle piccole avventuriere. Castità di continuo ostentata e lacrime in tasca. Piero, ti prego. Abbiamo già abbastanza da arrossire per il ballo di stasera. Non voglio diventare la favola di tutta Siena. Non temere, mamma. Quando vedrà il giornale lascerà la città di sua iniziativa. Che cosa fai? Lasciami fare, cara. Sbrigherò io questa faccenda. Per cortesia, lei domattina dovrebbe alzarsi presto, andare al Majestic. Io parto, vuol darmi il conto, per favore? La signorina va via adesso? Sì. Ah. Il signor Principe ha lasciato questo per lei. Il conto? È già stato pagato, signorina. Pagato? Sì, da quel signore. Come mai ha pagato il mio conto? Il signor Principe, viste le circostanze, è sicuro che lei non desideri prolungare il suo soggiorno a Siena. E in considerazione del fatto che ella
ha sciupato del tempo e del denaro preziosi, il signor Principe desidera informarla che una somma è a sua disposizione al bureau e spera che sia sufficiente a coprire le spese cui ella può essere incorsa a Siena. E non le ha dato qualcosa per me, una lettera? No, mi dispiace. Ah sì, mi ha detto di dirle che le augura maggior fortuna a Roma, ove ritiene che la caccia sia più proficua. Grazie. Dica al principe che a tempo debito avrà una ricevuta. Poi si sono lamentati perché non c'era l'aria condizionata. Pretendere l'aria condizionata in una torre del 300? Signorina, la prego. Vorrei proporre un brindisi alla vittoria dell'Aquila. Questo per la benzina che ha consumato portandomi in giro. Questo per i pranzi, questo è per il tempo che ha perso con me e questo è un mio omaggio personale per lei. Che cos'è questa storia? Non riesco a capire. È passata all'attacco, mio caro. Sta tentando l'unico metodo che conosce, fare volgari scenate stile del Texas. Però è uno strano tipo di cacciatrice di dote, eh? Certo, Guido. È molto più scaltra di te o di me. Di sicuro ha saputo che i giornali sono arrivati oggi a Siena. Hai visto come ha cambiato le carte in tavola? Sta cercando di liquidare te prima che tu liquidi lei. Buonasera, signorina. Fra 2 minuti l'auto è pronta. Oh, non la prendo io. Il signor Mike Stevens verrà a ritirarla più tardi. L'ho venduta a lui. Che? Hai venduto la Cadillac? Beh, devo tornare subito in America e prenderò l'aereo. Le devo ancora qualche cosa? No, signorina, anzi, ho fatto anche il pieno di benzina. Mi ha pagato tutto il signor Principe. Cosa? Beh, ha mandato qualcuno. Non la voglio, neanche una goccia, vuoti il serbatoio. Ma come ha osato? Ma il signor Principe voleva solo essere gentile. Gentile? Gentile? E ora che voi italiani impariate che non si può comprare o vendere tutto e tutti. Ma non capisco. Non capisce? Non si è venduto anche lei con tutta la sua contrada? Venduto? Sì, venduto, è per 1,5 milioni. Ma sei matta? Venduto a chi? Ma non faccia l'ingenuo, il Palio. Ero là quando hanno fatto l'accordo perché voi lo perdeste. Il Fantino. Mano dura. Può venire con me? Dove? Venga, la prego. Le contrade non si vendono, ma a volte i fantini sì. Pronto? Pronto? L'ospedale? Sì, l'ospedale. È successa una disgrazia, un uomo gravemente ferito. E dove è successa la disgrazia? In piazza del Bue. Veniamo subito. No, non subito. Verso le 8. Come verso le 8? Lo devono ancora picchiare. Nell'occasione solenne di questo pranzo in mio onore, come Fantino della Chiocciola, io... Vigliacco traditore! Si è venduto all'Aquila! Ma io lo strozzo! E facciamoci sentire. Uomini della Chiocciola, siamo venuti qua apposta per voi, per augurarvi buon appetito e abbiamo scritto uno stornello che vi vogliamo dedicare. Se l'Aquila non passa per prima San Martino, ti romperemo l'ossa, ti romperemo l'ossa. Oh Chiocciola, ove la Chiocciola, non vinci più. Andare!
accidenti all'Aquila e a chi l'ha inventato. Devono pure esserci altri fantini. Ma che fantini, a quest'ora che c'è l'asta li tiene. E domani c'è l'iscrizione. Non facciamo più in tempo, è finita. Non devi piangere, non sei più un bambino. Adesso mi metto a ridere e sta a vedere. Bene, si accomoderà tutto alla fine. Vedrai. Cattivo. Salve. Ha inizio l'iscrizione dei fantini. Contrada Onda. Nome? Palerni Ezio, corro col nome di Filippo il Selvaggio. Contrada Aquila. Nome? Antonio Grimaldi, corro col nome di Baffo. Contrada Chiocciola. 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 Mi domando chi abbiano potuto scovare. Me lo domando anch'io. Chiocciola. Chiocciola. Eccoci. Lei corre per la chiocciola? Proprio, mi chiamo Diana Dixon. Mi oppongo, signor Silver. Mostrarsi in televisione è una cosa, ma una donna che corre il palio è un'altra. Quell'uomo non conosce neanche la storia del palio. Una donna lo corse già nel 1581. Già, ma era di Siena ed era una famosissima cavallerizza. Si ucciderà. Se la prende lei questa responsabilità? Non ci pensi. Io sono maggiorenne, scriva il mio nome, la prego. Parla sul serio. Non ho mai parlato tanto seriamente in vita mia. Ma scusi, si rende conto dei rischi? Questa non è mica una passeggiata. C'è niente nel regolamento che proibisca a una donna di correre il palio a proprio rischio. Beh, no. Bene, ma... allora la prego di volermi iscrivere. Diana Dixon. Corro col nome di Diana. L'americana! Corre l'americana! Viva l'Aquila! Non stia a levare i pesci dalla vasca, signor principe! Tanto non moriranno per la sbornia, stia tranquillo! Adiutorium nostrum in nomine Domini. Fecit caelum et terra. Domine exaudi orazione meam. Declamum eos ad te Dominus vobiscum. Et cum spiritus Oremus benedictionem tuam Domine. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Fecit caelum et terra. Domine exaudi orazione meam. Declamum eos ad te Dominus vobiscum. Et cum spiritus Oremus. Et hic ecus accipiat per Christum Dominum nostrum. Amen. Tanaquilla va e ritorna vittoriosa. Mio Dio, fammi vincere. Che io possa fargli scontare quel che mi ha fatto. Va e torna vincitore. Stia tranquillo, signor principe, anche se parte, l'americana non arriva. Solo se la tocchi con la frusta ti spacco la testa. Santo cielo, non siamo ad Escot. Perché hai portato quell'orribile binocoli? Salve.
Guardate Baffa, ha un'aria splendida. Ecco lei. Dove? Mi fa comodo adesso. L'hai vista? Non era a fuoco, non ho visto niente. Sentite, dite quello che vi pare, ma quello è un pezzo di ragazza che non finisce mai. Guido, da parte tua non è gentile. E chi parla di gentilezza? Come va, Baffo, signor Principe? Va benissimo. Come vuoi che vada? Accetto scommesse. Forza, Peppino, su. Chiocciola. Scommetto che non arriverà alla curva di San Martino. Chiocciola, vi dico. Gli altri fantini si fermeranno a guardarla. Ci siamo capiti? Come si è decisa a correre? Ma non lo so neanche io. Aveva mai fatto niente di simile? Sì, dei rodeo. E che cosa pensa degli italiani? Beh, Stanno estraendo i posti. Allora si ricordi, Bruco, Selva e Torre non la ostacoleranno. Ma si guardi dall'oca e naturalmente da Baffo. Oh, non tema, lo terrò d'occhio. Oh, qualunque sia il risultato della corsa, si getti fra le braccia dei carabinieri, perché la folla è capace di tutto. Beh, adesso speriamo che ci tocchi un buon posto di partenza. Principessa, abbiamo il secondo posto. Buona fortuna, ma ricorda, niente frusta contro la signorina, intesi? È una gran brutta partenza, ma perlomeno è lontana da Baffo. Stia attenta e buona fortuna. Oh, si ricordi che la Pantera è nostra alleata. Cos'è, l'avete comprata? No, ma ha un cavallo che non può vincere e ci darà una mano. Coraggio, eh? Sì, stia tranquillo. Si può usare la frusta contro una donna? Non mi consideri una donna, Baffo. Faccia pure. Ehi, principe. Ma che fa? Se ne va prima della grande corsa? Non mi piace vederla rompersi il collo per nulla. Cosa c'è? Le rimorde la coscienza tutto a un tratto? Che c'entro io? Non crederà mica che Diana corre il palio per me, vero? Sa, voi italiani avete poco senso pratico. Proprio così, grazie al cielo. Le dico solo questo. Vorrei essere più giovane di 20 anni. Vorrei chiederle una cosa. Fa parte anche lei della banda? Banda? Ma non dica sciocchezze. Vede questa Cadillac? L'ho comprata da Diana perché potesse pagarsi il biglietto dell'aereo. Aveva già stabilito di partire. Come mai è così ben informato? Per forza. Diana ha pianto un'intera sera sulla mia spalla dicendo che amava lei e non voleva danneggiarla. Mi dispiace, ma non posso crederci. No, principe, lasci perdere. Vuol fare piuttosto una scommessa sul palio? No, voglio sapere perché Diana non mi ha detto chi era dal principio. E come poteva? Se uno non è ricco e altri non lo considerate nemmeno. Se poi ha vinto un premio alla televisione lo giudicate un perfetto idiota. Beh, devo andare, non voglio perdere la corsa. Ascolti, Cosa c'è? è vero tutto quello che mi ha detto? Sì. Vorrei non lo fosse. Ci vediamo.
ancora in sella, ma è ultimo. Vincerà. Sembra che l'americano sia incollato al cavallo. Beato quel cavallo. Piero! È diventato matto. Ma no. Saremo costretti a lasciare Siena dopo 600 anni. Non ti preoccupare, c'è sempre il Texas. Diana! 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 Diana, mi vuoi sposare? No! Diana! Diana! Diana, ti prego. No! Che altro posso fare? Lasciarmi in pace! Diana. Vieni. Un momento, cosa vuoi fare? Mi sono stancato di chiacchierare a vuoto. Dentro. Questa è una prepotenza. Lasciami andare. È la nostra ultima occasione e non possiamo perderla. Vuoi sposarmi? No. Senti, non permetterò che litigi e ripicche ci rovinino la vita. Non si può buttar via la felicità. Ma se noi ci sposiamo, di cosa vivremo? Beh, lavorerò come lavorano gli altri.